Buonasera, sono Stefano Casali, candidato alle prossime elezioni regionali con Fratelli d'Italia, candidato presidente a nostro sostegno è Luca Zaia. Io credo che in questo periodo storico, in questo anno orribile, i tre temi da affrontare subito, da continuare ad affrontare subito, sono garantire una sanità efficiente, implementare i servizi sociali, perché oggi questa crisi ha creato sacche molto importanti di disagio e quindi anche andare a scovarle. Ci sono molti anziani del nostro territorio che hanno una forma di riguardo, quasi di vergogna a chiedere aiuto, e noi non possiamo lasciarli da soli. Terzo tema fondamentale è il lavoro, e il lavoro anche per i giovani e per i meno giovani. Col lavoro ci si può rialzare. Tutte queste tre temi che devono essere affrontati e continuati ad essere affrontati da subito si possono senz'altro implementare con le risorse dei veneti, ma ottenendo l'autonomia. Con l'autonomia potremo essere ancora più incisivi su questi temi. Il mio motto è più Verona per il Veneto. Noi riteniamo che sia oggi fondamentale per il Veneto occidentale rafforzare il proprio peso politico, le proprie idee, la propria forza. Mi propongo, per rappresentare al massimo quella che è le nostre peculiarità del Veneto occidentale, la cosiddetta regione del Garda, ma in realtà noi siamo veneti, siamo il 20% della popolazione del Veneto come provincia di Verona, e quindi dobbiamo essere forti nel rivendicare un ruolo e una grande attenzione per un territorio che merita. Ma Fratelli d'Italia è un partito sempre più ampio, sempre più forte. Abbiamo, grazie a Giorgia Meloni, un consenso straordinario. È sempre più un punto di riferimento per il centrodestra che va dai moderati ad accogliere tutti i nostri sostenitori. Noi come Fratelli d'Italia sosteniamo l'autonomia, l'abbiamo sottoscritto in un accordo nazionale con i leader del centrodestra. Siamo sicuri che sia la forma perché il nostro Stato possa ripartire. Io spero che tutte le regioni d'Italia adottino il sistema che noi abbiamo pensato e che purtroppo oggi viene osteggiato da Roma, quando in realtà noi l'abbiamo richiesto e lo otterremo sempre rispettando la procedura costituzionale. Guardate che non è stata una boutade chiedere l'autonomia, l'abbiamo chiesta seguendo un iter legislativo previsto dalla legge e dalla Costituzione. Ma io sono tanti anni che ho questa passione, ho avuto la fortuna sempre tramite la matita cooperativa di rappresentare i veronesi in comune e in regione. Sono un candidato uscente, presidente della terza commissione che si occupa di agricoltura, caccia e pesca in particolare, e credo che 2 mandati sia un termine e un tempo giusto per riuscire a produrre e dare il massimo dell'entusiasmo, delle idee che un candidato ha, e quindi mi ripropongo per concretizzare e finalizzare in un secondo mandato tutto ciò di buono che ho iniziato e ho cominciato a seminare nell'ultimo periodo di legislatura. Ma io ci metto la faccia, non ho mai avuto nomine, ho sempre avuto incarichi politici passati dalla scelta dei cittadini. Quando sono stato consigliere comunale, assessore, vice sindaco a Verona e consigliere regionale nell'ultima legislatura. Ci ho sempre messo la faccia, ho sempre cercato di essere un politico normale, un politico tra la gente, un politico che guarda con concretezza i problemi. La gente mi ha votato scegliendo il mio nome e la mia persona, e quindi io non sono per le nomine, sono per mettersi in gioco e proporsi ai cittadini. Se i cittadini sceglieranno la mia candidatura, li rappresenterò al massimo delle mie possibilità.